Lo facciamo a tutti i militanti che hanno lavorato per l'organizzazione, per i pullman, per tutto quello che significa essere della Lega. Quando mi chiedono ma qual è il segreto della Lega? I militanti, a me sembra che non ci siano altri segreti. Se non ci fossero i militanti non ci sarebbe la Lega. Da Veneto devo dirvi che portiamo in dote, e saluto i consiglieri regionali che sono qui, che anzi vengano qui, tanto in 5 minuti riusciamo anche a farli vedere. Venite qui, perché è giusto che il Presidente non si porti a casa meriti che magari non ha. Venite. Questa è la Lega del Veneto, salutatela. Di solito li ho addestrati a correre, non a camminare. Io ho voluto qui per dirvi che in Veneto noi, cari militanti, le riforme abbiamo iniziato a farle, abbiamo fatto un nuovo statuto dopo 41 anni, abbiamo eliminato i vitalizi e i consiglieri regionali. Grazie al voto di questi signori, abbiamo ridotto il numero dei consiglieri, ridotto l'indennità e deciso che ci sia un vero segnale nei confronti dei giovani. Bloccato a 2 il numero dei mandati del Presidente e degli assessori regionali. Il momento in Veneto non è un momento facile, è un momento nel quale le istanze di autonomia avanzano. Abbiamo appena sostenuto la richiesta di secessione di 2 comuni che guardano al di là dello peccato e dicono Trentino, Alto Adige, Bolzano, Friuli, ma che bene che si sta di là nel paradiso dell'Eden. E noi vorremmo non portare via l'autonomia loro, ma averne di più per il Veneto. E allora se qualcuno parla con Roma, noi diciamo che già abbiamo iniziato a parlare con la Carinzia, a parlare con la Slovenia, a parlare con la Baviera, a guardare chi ha iniziato prima di noi questo percorso di autonomia e di federalismo reale. Il momento non è facile. Avete visto la decisione di 24 ore fa, si perde la sovranità cedendo alla Banca Centrale Europea tutta la partita della politica economica e finanziaria, però quello che era il nostro nemico, l'euro, oggi rischia di diventare il nostro più grande alleato. È l'alleato della rivoluzione, è l'alleato che fa cadere i confini nazionali, è quell'alleato al quale noi dobbiamo guardare con molta attenzione. I movimenti in Europa sono movimenti chiari e si leggono. E allora cosa mi permetto di dire, lo dico al nuovo segretario federale che tutti noi vogliamo, che è Roberto Maroni, gli dico Roberto, dacci una mano a traghettare questa Lega in questo momento di difficoltà, perché se siamo qui al congresso è perché qualcosa non ha funzionato, è inutile pensare ai complotti. Dalle mie parti si dice che quando si sbaglia si chiede scusa, si mette la cenere sul capo e pancia a terra si lavora. Ci vogliono sicuramente la polizia e le operazioni esemplari, ma ci vuole anche ritornare a portare quel valore del leghismo in mano ai militanti, di rifar partire le sezioni, magari rinunciare alle sedi faraoniche e pensare che quei soldi dobbiamo andare per far politica ai nostri militanti. Penso che la Lega non ha più bisogno, e lasciatemelo dire in un congresso, penso che si debbano dire queste cose, degli effetti annunci, delle manifestazioni che spesso non servono a nulla, ma quando partiamo per
lasciami dire, Roberto, che penso che il nostro problema non sia quello star qui a discutere, e io so come tu la pensi, i gusti sessuali dei nostri cittadini del nord piuttosto che la loro religione o il loro colore di pelle. La Lega e il nord hanno ben altri problemi. E neanche possiamo pensare di passare le nostre giornate a parlare della magistratura, dei complotti e di tutto quello che fanno i giornalisti. Noi abbiamo un progetto che è chiaro, io ringrazio per questa scelta di Prima al Nord, perché per noi significa, Prima al Nord significa pensare che se c'è un posto di lavoro libero prima va dato uno del nord e poi al resto del mondo. Prima al nord significa che se Grillo è il 20% non possiamo passare le nostre giornate a fare l'analisi del voto di Grillo, ma dobbiamo dire mea culpa perché qualcuno dei nostri ha votato Grillo. Ricordando però che l'unico partito che può portare avanti l'istanza del nord siamo noi e i cittadini l'hanno ben chiaro questa partita. Prima al nord significa anche che i cittadini immigrati vengano qui per lavorare e comportarsi bene, altrimenti a casa. Prima al nord significa pensare che prima vengono le nostre produzioni delle nostre aziende. Il Veneto ha 152.000 disoccupati, ha raddoppiato la sua disoccupazione. Prima al nord significa che prima viene prodotto Made in Veneto, Made in Lombardia e poi le schifezze che vengono da fuori. Prima al nord significa che se abbiamo ancora 2 lire, prima diamo le case popolari ai nostri cittadini e poi a quelli del resto del mondo. Io penso che su queste istanze, su molte altre istanze, i cittadini siano con noi. Ovvio che poi il primo nemico del nord è il nord, perché poi quando andiamo a vedere i voti spesso sono quelli del nord che non votano per il nord. Però io sono convinto che Roberto Maroni riuscirà a riportarci gli vecchi antichi splendori. Cresceremo di più, porteremo a casa le nostre istanze, non dimenticando i nostri amministratori. Io sono quello di Tombini, della Lega di Tombini, non sono mai vergognato di dirlo. E penso che la Lega sia cresciuta grazie alla Lega di Tombini. E penso che oggi possiamo ringraziare i consiglieri comunali, i consiglieri provinciali, i sindaci, gli assessori, i presidenti di provincia, tutti quelli che hanno lavorato per la Lega. Ti chiedo, Roberto, proprio perché crediamo che non si possa mettere in lista una persona semplicemente perché è un segretario di sezione, che si faccia partire una scuola quadri vera e degna di questo nome. Ti chiedo, Roberto, proprio nel rispetto dei tanti ragazzi, io ho iniziato a poco più di 20 anni a entrare in Lega, la Lega mi ha dato tante opportunità. Ti chiedo proprio per questo, per i tanti giovani che abbiamo, che magari un piccolo segnale nella rinuncia ai doppi incarichi, ai tripli incarichi, si pensa a qualche ragazzo. Perché magari quando te lo chiedono e noi in regione l'applichiamo questo principio, ti dicono ma non si prende niente, ma cosa vuoi che sia, se no 1, 2 o 3 non si prende niente. Preferisco far crescere il vivaio di un ragazzo con una carica che capisca cos'è un consiglio di amministrazione, una fondazione, piuttosto che farglielo fare chi non lo serve da fa male. Chiudo ringraziando Umberto Bossi per quello che ha fatto, per l'opportunità che mi ha dato e per quello che è riuscito a dare al movimento. Con grande in bocca al lupo a Roberto Maroni, al nuovo
Consiglio federale che si andrà a formare oggi, e ti lascio con un monito. Mi è rimasta impressa questa frase, che non è di un leghista, per cui lo possiamo citare. Giolitti diceva, che Giolitti non è quello del bar, Giolitti diceva che se a un sovversivo, io ci metto virgola rivoluzionario, gli dai un posto di governo, lo trasformi in un burocrate. Questo non deve mai accadere in Lega.